la Protezione Civile sta effettuando il trasporto, previsto dall'ordinanza del Ministro della Salute, dagli aeroporti alle varie ULSS piuttosto che ai Covid Hotel. La sede della Protezione Civile del Veneto, Marghera, è da qui che arrivarono nelle case di milioni di veneti tutte le informazioni sul Covid. Quello che ancora nessuno sapeva era veicolato in queste stanze e mentre da qui partivano i numeri dell'emergenza, dietro le quinte centinaia di volontari della Protezione Civile gestivano e smistavano le forniture dei materiali, coordinavano la logistica della sanità. Mi ricordo tutto il materiale che arrivava a Padova, poi veniva distribuito nei vari ospedali, nelle varie case di riposo, insomma dove serviva, e i volontari non si sono mai tirati indietro. E ricordo a tutti che quando c'era il virus all'inizio tutti avevano paura. Un esempio che la Protezione Civile del Veneto ha dato a tutto il paese, lo afferma con fermezza l'assessore regionale alla Protezione Civile Giampaolo Bottacin. Mentre in altre parti d'Italia aprivano padiglioni delle fiere, capannoni, e ci creavano reparti dentro investendo milioni e milioni di euro, qui in Veneto invece i volontari della Protezione Civile sono scesi in campo e hanno riaperto a tempo di record in pochissimi giorni 6 ospedali dismessi, chiusi, e quindi hanno garantito a costo zero per la collettività 940 posti letto alla sanità che sono stati utilizzati. Un esercito di pace sceso in campo anche quando il nemico non si conosceva. Stavamo qui tutto il giorno, arrivavamo la mattina presto, andavamo via la sera tardi, i volontari erano scesi in campo tutti quanti. Più di quello francamente era impossibile fare. Un'emergenza sanitaria senza precedenti, milioni le mascherine distribuite alla popolazione, in poche settimane ripristinata l'operatività delle strutture sanitarie dismesse. Se medici ed infermieri hanno rappresentato la prima linea in battaglia, la Protezione Civile va in ruolo di reggimento logistico. Ancora una volta si sono dimostrati l'eccellenza a livello nazionale.